Siete in pausa? Nessuno ascolta, che ne sai? Nessuno ascolta, dicono. Allora, Okay. io sono Tamara, Sara, Mirko e Melli. E tutta la classe, analizzando il film, abbiamo visto che il film è pieno di conflitti. Ad esempio, Elias con la madre, che non ci va molto d'accordo, ma preferisce stare con il padre. Poi Christian ha problemi col padre, che non riesce a socializzare perché lo colpevolizza di aver desiderato la morte della madre. E poi anche tra la madre di Christian e gli insegnanti, che gli insegnanti hanno dato dei pregiudizi sulla situazione intima tra i genitori. Poi abbiamo visto che in molte parti del mondo, non soltanto in Africa come abbiamo scritto, ci sono molte situazioni sia di povertà che di guerra, quindi molta violenza, e che un mondo migliore secondo me non ci può essere perché va sempre peggiorando. Poi il padre infatti cerca di far capire ai propri figli che con la violenza non si arriva da nessuna parte, però si è visto che ad un certo punto anche lui ha usato la violenza con Big Ben, che sventrava le donne incinte, e ha usato questa violenza dal momento che ha detto una frase orribile, che l'abbiamo scritta qui: figa piccola, coltello grande. Non so più cosa dire. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa?